scontro sempre più forte tra Lega e Forza Italia, il governatore replica l'attacco del coordinatore azzurro. Non parlo con un segretario, e Tosi diffonde un video del 2016 in cui Zaia rivendicava il blocco dei mandati degli assessori. Indagato dalla procura di Ravenna un macchinista veneziano di 44 anni coinvolto nello scontro tra treni a Faenza. Il giallo della manovra in retromarcia, a bordo del Frecciarossa anche un gruppo di musicisti trevigiani. Padova daspo di 5 anni per il tifoso che ha augurato alla 17enne arbitra di basket di fare la stessa fine di Giulia Cecchettin. La ragazza frequenta lo stesso liceo e la stessa classe in cui ha studiato la 22enne. Vittima di stalking da parte del suo vicino di casa, una 45enne padovana racconta in un libro gli anni di vessazioni da parte dell'uomo che le ha reso la vita un inferno. Costituito a Venezia il comitato d'onore della 95esima adunata nazionale degli alpini che si svolgerà a maggio a Vicenza, la regione stanzia 600.000 euro, previste 500.000 persone. Domani alle 18 Antena 3 trasmetterà in diretta la Santa Messa di Santa Lucia dal santuario diocesano di Venezia. La celebrazione sarà officiata dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia. Buonasera, ben ritrovati in diretta. Apriamo con la politica, lo avete sentito, ma a questo proposito vi sottopongo il sondaggio di questa sera in vista della nostra trasmissione di prima serata Ring. Governatore, dopo Zaia, ancora Zaia? Cosa ne pensate? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. E allora lo scontro, lo abbiamo detto, tra Lega e Forza Italia è sul tema del terzo mandato. Andiamo a sentire il braccio di ferro di queste ultime ore tra Zaia e il coordinatore azzurro Tosi. Prove tecniche di disintegrazione di un'alleanza che mette a rischio l'intero centrodestra. Forza Italia da una parte e Lega dall'altra. Ore 12 circa, Palazzo Balbi. Luca Zaia viene chiamato a commentare il durissimo attacco dell'alleato regionale Flavio Tosi sul terzo mandato. 24 ore prima il deputato azzurro era stato lapidario. Incoerente, da presidente di regione mise il blocco di 2 mandati agli assessori, ma lui vuole governare per sempre. All'inizio Zaia nicchia velenoso. Mi perdoni, io non replico, a un segretario deve replicare un segretario. Io trovo strano che un sindaco che può fare solo 2 mandati invece può stare tutta la vita in Parlamento. Poi, ribadendo il concetto, guarda al passato. Quando io ero presidente di provincia, io sono stato eletto direttamente dal popolo, c'era ancora l'elezione diretta, ho sollevato anche allora questo problema, perché lo trovo assurdo. Ma quasi in contemporanea il numero 1 di Forza Italia in Veneto spedisce un'altra durissima nota, tornando sull'accusa di incoerenza, e stavolta allega un video datato marzo 2016, un intervento di Zaia, già presidente, durante la trasmissione di Rete 4, Quinta Colonna. Mai nessuno lo dice. In Veneto, su mia volontà, è stato introdotto anche nello statuto il blocco dei mandati. Uno fa 2 mandati, poi a casa. E penso che questo sia un bel segnale. È la forza dei social di oggi. Quando uno dice una cosa, io non l'ho cercata, mi è arrivata, perché quando uno dice una cosa gli torna prima o poi. Se sei coerente ti torna positivamente, se sei incoerente ti fai male. Lui stesso aveva detto che per combattere la casta bisognava mettere il limite ai 2 mandati. Adesso ha cambiato idea, è legittimo cambiare idea, però faccio notare il fatto che appunto abbia cambiato idea nel frattempo. Una guerra di parole e video che ormai non può non lasciare ferite molto profonde nel centrodestra, chiamato a preparare europee, amministrative e regionali. La rottura tra Lega e Forza Italia sembra alle porte. E nella frase di Zaia, un segretario risponde un segretario, era evidente il richiamo al numero 1 del Carroccio del Veneto, Alberto Stefani. Non c'è assolutamente bisogno di questi attacchi, noi andiamo avanti, la Lega va avanti, fa quadrato intorno al presidente Luca Zaia. Nel momento più delicato, il numero 1 veneto del Carroccio fa da scudo a Zaia. Da segretario a segretario, come aveva chiesto poche ore prima il governatore a Palazzo Balbi, il messaggio è diretto al suo omologo azzurro. Forza Italia deve decidere cosa vuole fare. Comportarsi da alleati significa dimostrare lealtà e soprattutto collaborazione. Per noi il centrodestra deve lavorare unito. In ballo troppe sfide per rompere l'alleanza con Fratelli d'Italia, peraltro alla finestra. Ma Tosi non si scompone e sottolinea un vulnus che sta alla base dei rapporti tesi tra le parti. Noi siamo fuori dal governo regionale e quindi ci prendiamo anche il diritto di muovere delle puntualizzazioni, perché appunto Zaia ha scelto che Forza Italia, pur essendo in maggioranza, non faccia parte del governo della Regione Veneto. In ballo dunque c'è anche quell'assenza di un forzista in giunta che il partito di Tosi vede come fumo negli occhi e che potrebbe essere colmata a breve con il passaggio di Giampaolo Bottacin dal Carroccio agli azzurri.
Intanto Stefani torna a difendere Zaia lanciando anche una frecciata velenosa ricordando l'ultimo governo Galan. Io vorrei ricordare che il Veneto viveva un momento di grosse difficoltà in quel periodo e Zaia ha saputo garantire a questa regione uno standing straordinario. Nel male e nel bene, ricorda invece Tosi, fu un periodo di grandi opere e di una sanità decisamente migliore. C'è un dato oggettivo che riguarda il sistema sociosanitario. Oggi la regione Veneto non è più fra le 3 regioni benchmark, c'è dentro la Puglia per dire, che erano le regioni di riferimento per la qualità del sistema sociosanitario. Schermaglie che non sembrano destinate a fermarsi, mentre il coordinatore di Forza Italia non ha dubbi sul futuro di Zaia. La mia opinione è che Luca Zaia si candida alle europee e con questo farebbe un servizio positivo per la Lega. Ipotesi che un leghista duro e puro e non tenero con i vertici come Roberto Marcato considera una pugnalata. Per me sarebbe una delusione. Io sono abituato a rapportarmi con uomini di parola. Sì. Ho sempre pensato che lui sia così. Se lui dovesse candidarsi, romperebbe un patto che ha fatto con i veneti. Ha sempre detto il contrario, si candida liberissimo, io lo sarei particolarmente deluso. La cronaca adesso, indagato un macchinista veneziano per lo scontro tra treni avvenuto domenica sera a Faenza. La procura di Ravenna ha iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto un 44enne veneziano per disastro ferroviario colposo. È uno dei 2 macchinisti coinvolti nello scontro tra treni, un regionale e un Frecciarossa, avvenuto domenica sera poco dopo le 20 a Faenza, lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini, nelle campagne tra Forlì e Faenza. Secondo una prima ricostruzione, il Frecciarossa diretto a Venezia Santa Lucia era fermo e ha iniziato a retrocedere per inerzia vista la pendenza della tratta, colpendo però, anche se a bassissima velocità, il regionale fermo al semaforo. La cabina del convoglio ad alta velocità si è accartocciata, ma il fatto che il mezzo sostenesse una velocità bassa ha evitato una tragedia. Il bilancio infatti è di 17 passeggeri feriti, ma molti di loro hanno riportato solo qualche contusione. A bordo del Frecciarossa anche 9 ragazzi componenti di un'orchestra giovanile di Montebelluna. Abbiamo preso tanta paura, hanno detto, ma siamo salvi. Uno degli obiettivi delle indagini sarà quello di capire la causa. L'errore umano e il guasto meccanico saranno tra le prime ipotesi da esaminare. Al momento non si procederà per lesioni colpose, visto che il ferito più grave ha riportato una prognosi di 30 giorni. Quindi si tratta di un reato procedibile solo a querela. I mezzi sono stati sequestrati entrambi. Daspo di 5 anni per il tifoso che ha augurato alla 17enne arbitra di pallacanestro di fare la stessa fine di Giulia Cecchettin. Tra l'altro l'Università di Padova ha fatto sapere che la laurea alla ragazza uccisa sarà conferita il 2 febbraio. Frequenta il liceo Tito Livio nella stessa sezione, occupando lo stesso banco dove sedeva Giulia Cecchettin. Possiamo solo immaginare lo sconcerto e il dolore che ha provato la 17enne arbitra di basket padovana quando dagli spalti un tifoso le ha urlato: devi fare la stessa fine di quella di Vigonovo. L'uomo che ha pronunciato quelle parole inqualificabili è un 50enne di Campo San Piero, papà di un giocatore in campo della squadra dei Gunners Brenta Cittadella. Ora per 5 anni non potrà più mettere piedi in uno stadio o in un palazzetto, non potrà partecipare a nessuna manifestazione sportiva in tutto il territorio nazionale. Daspo di 5 anni, questo è il provvedimento emesso dal questore di Padova dopo le indagini condotte dalla Digos e dalla divisione anticrimine. Quello che è emerso dagli accertamenti svolti dalla Digos e dalla divisione anticrimine che deve far riflettere che il tutto è avvenuto da parte di un genitore che ha usato insulti sessisti nei confronti della ragazzina arbitro, una 17enne, reiterati con riferimenti anche poi ad un fatto, insomma, anche ripeto così, offendendo la memoria di Giulia Cecchettin, in un contesto quello giovanile dove appunto occorre dare l'esempio del fair play, del rispetto delle regole, quindi va bene sì educare i genitori, i giovani, i ragazzi, ma credo che bisogna fare anche tanto per educare i genitori e gli adulti. Gli
insulti sessisti e le minacce sono state rivolte alla 17enne domenica 3 dicembre mentre arbitrava la partita di pallacanestro Under 17 Silver tra Camin e Gunners Cittadella. Dopo la denuncia presentata in questura dal papà della direttrice di gara, anche lui ex giocatore di basket di Serie A, il tifoso di Campo San Piero, non nuovo purtroppo ad episodi di questo tipo, è stato anche segnalato all'autorità giudiziaria per i reati di minacce e diffamazione aggravati dall'aver agito nei confronti di una minore in un luogo dove si stava svolgendo una manifestazione sportiva. Frequenta la stessa scuola, la stessa sezione, la stessa aula e sicuramente gli accertamenti da Digos stanno proseguendo, perché poi non è stato solo questo genitore, anche altri con insulti sessisti nei confronti dell'arbitra ragazzina 17enne. Le indagini dunque proseguono per individuare gli altri esagitati che hanno partecipato ai cori offensivi rivolti alla 17enne. Vittima di stalking da parte del suo vicino di casa, una 45enne padovana ha raccontato in un libro la sua storia. Un calvario iniziato nel 2018. Federica Fascina, 45enne padovana, ha smesso ormai di contare i mesi, gli anni e anche le denunce fatte nei confronti di quel vicino di casa che ha reso la sua vita un inferno, con le sue minacce, i suoi insulti, arrivando anche quasi ad investirla mentre passeggiava con la mamma. Ora il suo stalker, dopo 22 denunce, è stato arrestato. Federica sta ricominciando a vivere, ma ha deciso di raccontare, mettendo nero su bianco la sua storia. Ero ancora forte, ero ancora la persona che ero prima, quindi quella che si poteva difendere. Pensavo che fossero solo piccoli screzi, magari di vicinato, se così vogliamo chiamarli. Da lì, piano piano, con il passare dei giorni, delle settimane, dei mesi, si sono trasformati in un incubo, in una vita, come dico io, che non è vita. In un caso il vicino l'ha anche minacciata di morte mostrando una corda e dei sacchi neri e poi insulti e gesti volgari. I motivi di tale odio non sono mai stati resi noti. Federica però ha raccolto il suo dolore in un libro iniziato a scrivere nel 2019 di getto. Ho iniziato a scrivere, questa è una cosa che mi piace dirla, nel momento più buio, quando io ero proprio rinchiusa in casa, non dovevo cercare di inventarmi qualcosa per far passare il tempo, perché per me un minuto era come un'ora. Un'ora era come un giorno e un giorno era come un mese, cioè il mio tempo non era lo stesso tempo delle persone normali, era come un macigno che dovevo trascinarmi dietro. E mi sono messa a scrivere nelle classiche note del telefono. Con il passare del tempo ho visto che questo scrivere comunque mi prendeva, era come uno scaricare anche, come se fosse un po' il mio diario personale. Dopodiché ho preso questa decisione perché sentivo sempre di più casi. I proventi delle copie vendute vanno in beneficenza allo IOV. Federica ha anche messo a disposizione la sua email e invita le donne a parlare e denunciare. Bisogna stare attenti. Se una cosa sembra un po' strana, se siamo un po' troppo guardate, magari di tenerlo annotato, di farlo presente a qualcuno. E non per puntare subito il dito, perché io ci tengo a sottolineare che non faccio di tutta un'erba un fascio, però di stare un po' attente, dirlo a qualcuno, oppure quando c'è questa persona che gira intorno, di non essere da sole. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in diretta. Allora parliamo di adunata nazionale degli alpini di Vicenza, ora perché a Venezia si è costituito il Comitato d'Onore. Prosegue il percorso verso l'Adunata Nazionale degli Alpini 2024 che oggi a Venezia aggiunge un altro passo ufficiale. A Palazzo Balbi è stato firmato il documento di adesione al Comitato d'Onore della massima manifestazione alpina che si terrà a Vicenza dopo 33 anni dal 10 al 12 maggio. Attese oltre 500.000 di persone, per cui la Regione e il Comune hanno messo paritariamente oltre 600.000 euro di investimenti. Sarà una manifestazione che vorrà dare un messaggio di speranza ai giovani all'insegna del rispetto delle donne. Costruire qualcosa di positivo e di attenzione nel rispetto del genere femminile, che per noi è fondamentale, perché guardate che gli alpini le donne le hanno come principio sempre rispettate. La mamma amorosa, la figlia, sono cose che per noi hanno un valore importante. Adesso tra l'altro al nostro interno
con l'avvento del servizio volontario abbiamo anche tante ragazze che sono all'interno dell'associazione in termini veramente operativi, e abbiamo tanti tra gli amici aggregati. Direi che quasi il 50% sono donne. Abbiamo preparato una serie di gruppi di lavoro che stanno lavorando nelle varie tematiche legate alla Dunata, quindi dalla viabilità, i trasporti, la mobilità, le mostre e gli eventi che avverranno nei famosi 3 giorni della Dunata. La protezione civile con la cittadella della protezione civile che sarà a Campo Marzio, e la cittadella anche militare degli Alpini che sarà assieme in tutta la zona centrale di Vicenza. Per dare un'idea abbiamo fatto in modo che tutte le attività sportive, anche delle squadre più piccole, in quel weekend non si tengano in città e vengano ospitate, che tutte le nostre squadre giochino in trasferta, solo per darvi il senso, insomma, della difficoltà, ma siamo anche certi che sia uno sforzo che vale veramente la pena di fare, perché sarà un grande evento, un grande appuntamento per tutto il territorio. Un appuntamento importante della nostra programmazione: domani alle 18 Antena 3 trasmetterà in diretta la messa di Santa Lucia dal Santuario Diocesano di Venezia. La celebrazione sarà officiata dal Patriarca Francesco Moraglia. Al termine andrà in onda il telegiornale di Treviso, subito dopo i telegiornali di Veneto e Venezia. Appuntamento alle 18. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Tra poco Venezia, adesso le previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Una perturbazione atlantica di passaggio interessa il nostro territorio. Sarà una giornata piuttosto instabile. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 13 dicembre. Sul Veneto sarà in prevalenza molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio. In esaurimento poi entro la notte. Limite della neve oltre i 1100-1300 metri sulle Dolomiti. Le temperature si manterranno sostanzialmente stazionarie, minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 8 e 11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto ovunque con piogge da deboli a moderate. Quota neve intorno ai 1400-1600 metri sulle prealpi, 1200 metri sulle Alpi. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la giornata continuerà con molte nubi e con qualche precipitazione sparsa. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sugli 8-12 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.